C'era una volta un uomo di nome Goro, un uomo ossessionato dal risparmio. Per lui, persino una ciotola di riso era qualcosa da misurare con attenzione. La famiglia? Solo uno spreco. Un giorno alzò lo sguardo al cielo e gridò: «Se esistesse una moglie che non mangia, le darei tutto ciò che possiedo». Fu allora che, dalla nebbia, apparve una donna. «Io posso vivere senza mangiare neanche un chicco di riso». Quelle parole conquistarono il cuore di Goro. E così i due si sposarono. La donna non toccava cibo e il granaio di Goro si riempiva sempre di più. Ma un giorno la donna, da sola, in silenzio, iniziò a preparare delle palline di riso, senza dire nulla, senza farsi vedere. Qualche giorno dopo, Goro aprì il contenitore del riso ed era vuoto. Un brivido gli attraversò la schiena. Quella notte salì sul tetto in silenzio e iniziò a osservare sua moglie. Il cuore batteva forte. Trattenne il respiro e guardò. Nel momento in cui la donna sciolse i capelli, qualcosa cambiò. La parte posteriore della sua testa si aprì lentamente e lì apparve una seconda bocca piena di denti. I suoi capelli si muovevano come esseri vivi, afferrando le palline di riso e spingendole dentro quella bocca mostruosa. In quel momento Goro capì: quella donna non era umana. «Aiuto!» Goro fuggì. Ma era troppo tardi. Il mostro lo afferrò, lo rinchiuse in una grande botte di legno e si incamminò verso la montagna. All'improvviso, una pioggia violenta si abbatté sulla terra. Il mostro scivolò e la botte rotolò giù dalla montagna. 살려주세요. 안 도망갈게요, 제발. 살려주세요, 안 도망갈게요, 제발. Goro riuscì a liberarsi e strisciò disperatamente verso una palude di iris. Il mostro lo inseguì fin lì, sempre più vicino. Allora Goro afferrò delle foglie di iris e gridò verso il cielo: «Buddha, perdona la mia avidità. Ti prego, salvami». In quell'istante, le foglie si illuminarono e si trasformarono in lame d'argento. Volando, attraversarono il corpo del mostro. Poi, il silenzio. La pioggia cessò. Nel cielo apparve un arcobaleno. Goro crollò a terra, piangendo. Col passare degli anni, Goro divenne un uomo anziano e un giorno, sorridendo, appese delle foglie di iris alla porta di casa insieme ai bambini. Da quel giorno la gente iniziò a fare lo stesso. Il 5 maggio, in Giappone, si usa appendere foglie di iris alle porte per proteggere la casa dalle sventure.